Pronti? 1, 2, 3. Buono il segnale questa volta con tentativo di Zeus Mark di assumere l'iniziativa, operazione che riesce. Zeus Mark sfila nei confronti di Rili DL, mentre all'esterno rimane Tancredi Sartor che va subito a chiedere strada o a cercare posto alla corda in terza posizione. Vediamo, riesce a sistemarsi terzo VP dell'Annunziata con Tancredi Sartor, mentre più indietro abbiamo visto numero 7 Zitto Zitto GSO squalificato. E lunga fila indiana, molto più di 20 metri, quelli che separano il primo dall'ultimo. E i cavalli continuano condotti da Zeus Mark in schiena Rili DL, poi Tancredi Sartor e Boleo Bar che è all'esterno, e se ne vanno i primi 700 metri di gara dopo un quarto iniziale in 29,8, un secondo quarto che viene coperto in 39 per un complessivo di 1 minuto e 7 decimi. In vantaggio Zeus Mark, in scia c'è Rili DL, all'esterno si impegna Boleo Bar, in terza posizione Tancredi Sartor, e siamo al chilometro in 1,15,8, andatura quindi sostenuta per il treno di testa, sempre condotto da Zeus Mark, mentre 800 alla conclusione. All'esterno c'è anche Uragano del Pino che viene ora sopravanzato all'esterno da Ligero dei Rum, che però è molto lontano dai primi ancora. Numero 1 Boleo Bar, la rottura di Boleo Bar, e siamo a 550 dalla conclusione, con in vantaggio sempre Zeus Mark. Lo attacca a questo punto Tancredi Sartor che lo costringe ad accelerare di brutto. 400 alla conclusione, ora un parziale ancora veloce, un 14,4 con Tancredi Sartor che insiste nella sua offensiva, attacca, mette in difficoltà Zeus Mark, tra gli altri cerca di farsi luce Aligero dei Rum che va su Rili DL, completamento delle piegate, ingresso addirittura d'arrivo con Tancredi Sartor che è passato. Tancredi Sartor nel finale viene a concludere vincitore su un Aligero dei Rum che corre ancora molto bene, ma è secondo davanti allo stesso Zeus Mark. 1,15,2 preso dallo start, 31 a chiudere dopo un 29,4 di penultimo quarto. Tancredi Sartor a grossa quota, 16 a quota fissa, viene a vincere questo handicap valido come sesta corsa dell'Arcoveggio. VP dell'Annunziata, perfetto interprete in sediolo per conto di Marco Basile e del signor Nunzio Nappo. Rivediamo il primo piano di Tancredi Sartor che mette in difficoltà Zeus Mark sulla curva finale e regge l'affondo molto molto incisivo di Aligero dei Rum, che però era rimasto piuttosto attardato in partenza e nonostante un ottimo inseguimento deve accontentarsi del secondo posto. Ordine d'arrivo probabile quindi 5, 11, 4 dalla sesta corsa di Bologna.